Filo diretto Lega nel mondo, le voci dei leghisti all'estero. E la linea torna subito a Matteo Furian. Grazie mille caro Giulio, ben ritrovati cari radioascoltatori di Radio Libertà in una nuova puntata di Filo Diretto con la Lega nel mondo. Come sempre, per chi volesse intervenire durante il corso della nostra puntata, fare una domanda anche al nostro ospite, potete farla allo 02 92 94 72 22 oppure ci potete scrivere su WhatsApp al 346 642 7756. Comunque, come sempre, qui su Filo Diretto con la Lega nel Mondo abbiamo un nuovo ospite e do il benvenuto a Felice Paludi del Comites di Maracaibo. Benvenuto Felice. Grazie a voi per l'invito. Grazie mille per essere venuto qui tra noi. Maracaibo, che c'è una famosissima canzone, tra l'altro, che ricorda. Allora, Maracaibo si trova, è sempre citata e viene cantata da tutti i giovani e non per via della famosa canzone, è la capitale dello stato Zulia in Venezuela. Il Venezuela è una repubblica comunque presidenziale federale, con a capo Nicolás Maduro, ma poi ci arriviamo e oggi parleremo un attimo di Venezuela anche. Volevo chiederti intanto, come prima domanda, cosa ti ha portato, come sei arrivato in Venezuela, come ti sei avvicinato? Con mio padre nell'anno 54 e per tutti i problemi che c'era in Italia, allora mio padre con mia madre sono venuti a lavorare qui a Maracaibo, per certo, e da quel tempo siamo qui nel Venezuela. Ormai sei di sangue anche venezuelano, quindi, e hai fatto fatica, o meglio anche la tua famiglia ha fatto fatica ad ambientarsi in Venezuela, visto che comunque ci sono sicuramente delle divergenze, cioè delle diversità, ecco, nonostante la lingua comunque, lo spagnolo, sia simile, molto simile all'italiano. Sì, è molto simile all'italiano. Loro si sono abituati subito, io ero molto piccolo e poi quando avevo 2 anni siamo ritornati in Italia, ho fatto fino alla terza elementare lì e poi io e mia sorella siamo ritornati al Venezuela, però loro sì, lavoravano forte, come tutti gli italiani che sono venuti in quel tempo, no? E diciamo che comunque, e su questo magari ce ne potrei un attimo parlare meglio anche della situazione, intanto poi di com'è organizzato a livello federale il Venezuela, cioè se ci puoi fare anche un metro di paragone con altri stati federali per intenderci su come funziona la politica organizzativa del Venezuela. Però prima di arrivare un attimo lì, visto che non possiamo non parlarne, ovviamente ci sono tante polemiche attorno alla figura del suo presidente Nicolás Maduro, e come ben sapete anche in Italia ovviamente ci sono stati partiti politici che hanno attaccato duramente il suo governo e partiti politici invece che magari hanno strizzato di più l'occhio, erano più sostenitori di Maduro. Fatto sta che comunque secondo alcune organizzazioni l'opposizione democratica è stata repressa violentemente in Venezuela. Le organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani sostengono le teorie di diversi casi di uccisioni, di torture, di maltrattamenti, anche inclusi episodi di violenza sessuale a danni di chi è contrario al regime, e molti quindi vedono Maduro, lo configurano come un dittatore sostenuto dalla maggioranza dei militari. Fornendo gli ultimi 2 dati, poi lascio parlare il nostro ospite, nel 2020 l'ONU ha deliberato una condanna contro Maduro per crimini contro l'umanità e ha chiesto il processo alla Corte Penale Internazionale dell'Aia. Inoltre, sempre nel 2020, il Dipartimento degli Stati Uniti ha offerto una taglia da 15 milioni di dollari per la cattura di Maduro, che è considerato anche un narcotrafficante. Vabbè, al di là di questi dati che ho appena fornito,
che clima c'è in Venezuela e corrisponde la verità a quello che ho detto, a quello che si dice nei nostri paesi, o sono elaborazioni costruite, esagerate? Si tratta di un'esagerazione? No, 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 tutto è vero, tutto è vero. Loro, Maduro con i militari, quello che fanno è che a Caracas si veda come una città democratica, senza problemi. No, no, non tagliano la luce nell'acqua e tutto cammina come si deve, no? O come era prima. Però all'interno, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, le città più importanti del Venezuela, si soffre con la benzina, si soffre con la luce, si soffre con l'acqua, non c'è lavoro. È brutto, no? Alle 7 di sera non c'è nessuno per strada. È una dittatura troppo forte per noi. E allora, come non c'è lavoro, noi, soprattutto gli italo-venezuelani, soffrono perché sono 21 anni già, no? 21 anni, noi abbiamo lavorato troppo, no? Io sono ingegnere civile, ho lavorato troppo, ho fatto dei risparmi e posso ancora vivere senza molti problemi, però ci sono molti che non hanno messo da parte dei soldi, o l'hanno messo però con 21 anni sprecando, allora tutto è più difficile. Qui sono $6 al mese la pensione, a me me la danno la pensione $6 al mese, no? Il farmaco che io prendo per la pressione costa $15 più o meno, 28 pastiglie, meno di un mese, no? Però è vero tutto quello che si dice di Maduro, con la ONU, con quello che dicono degli Stati Uniti, perché loro lo sanno come soffriamo qui nel Venezuela. E poi ecco, tu ovviamente hai citato anche uno stato di povertà che è molto diffuso tra il popolo venezuelano. Allora, io penso, cioè, almeno da quello che ho potuto leggere, ovviamente perché non sono mai stato in Venezuela, da quello che ho potuto leggere anche i dati, quello che ho capito personalmente è che ci sono tante ristrettezze per quanto riguarda anche il cibo, le medicine soprattutto, e c'è davvero un cattivo stato dell'economia in Venezuela e i poveri sono tanti e aumentano sempre di più. Poi tra l'altro c'è stato anche un caso al matrimonio che ha fatto molto discutere nel non troppo lontano 2015, al matrimonio di José Zalt, che è un uomo d'affari siriano-venezuelano che possiede il marchio di abbigliamento Wintex. Nel 2015 il figlio del presidente Maduro è stato visto al centro di una pioggia di dollari americani a un raduno lussuoso all'hotel Grand Hotel Melia a Caracas, e questo ha causato un forte dibattito tra i venezuelani, che ha trovato di cattivo gusto l'ostentazione della ricchezza e molto provocatoria se confrontato allo stile di vita della maggior parte dei venezuelani. Ecco, quindi anche sul discorso tu mi stavi dicendo le paghe sono da fame, però perdonami un attimo, sono $6 al mese, tu hai citato adesso il tuo caso, $6 al mese di pensione, però lo stipendio minimo, domanda, qual è quindi? Sì, anche $6 al mese lo stipendio minimo. Per quello la gente, ci sono 7 milioni di venezuelani, Certo, dei quali per i più sanguini sono 2 milioni di italo-venezuelani, no? Che sono scappati e scappano ancora dal Venezuela, perché qui veramente la fame però, all'interno, no? All'interno, perché a Caracas si vede tutto differente. certo. Più verso all'interno, quindi al di là fuori delle grandi metropoli come Caracas. Ok, però vorrei capire più che altro lo stipendio proporzionato al costo della vita, quindi spesa, quanto una persona spende per la spesa, vorrei capire soprattutto quello, perché $6, cioè, sono veramente
sono veramente pochi. Calcoliamo che $1 dovrebbe corrispondere circa a 0,91 centesimi, quindi stiamo parlando di quasi 5 euro attuali, che sono veramente pochissimi. Sì, ma sì, qui la povertà è abbastanza, io l'ho detto prima, no? che qui si metteva da parte dei soldi, sempre si comprava, no? si faceva, come si dice, si comprava le proprietà, tutto quello ci ha aiutato molto a noi, no? Perché lavorando per i soldi si compravano le cose per vivere bene. E poi quando è venuto Chavez ha cominciato le espropriazioni, a me mi hanno espropriato un'azienda, non lo so come si dice, di allevamento di vacche che avevo, Okay. me l'hanno espropriato, mi hanno espropriato anche 2 terreni in una zona industriale, anche un terreno di papà vicino qui a casa mia. E allora ci hanno levato troppe cose uguali a tutti, no? Tutti, cioè quasi tutti che avevano qualcosa, lo toglievano. E poi vendendo le proprietà più o meno riuscivamo a non perdere molto la qualità di vita, no? E Certo. adesso già non si può vendere nulla, perché adesso una casa che costa 100.000 euro per costruirlo, ti danno 20.000 euro, no? Per dire qualcosa, che non conviene vendere, se non solo si fa nei momenti veramente che stai troppo male economicamente e per forza lo devi fare. E per quello e altri che abbiamo dei soldini lì negli Stati Uniti, lo facciamo venire piano piano, sì, però tutto si finisce, no? Tutto ha un fine, perché non c'è lavoro. Io l'ultima casa che ho costruito già sono 5 anni più o meno, non c'è niente, qui solo vendono i negozi da mangiare, ce l'hanno quasi tutti i cinesi, e altre, il commercio, più di tutto, un po' di commercio. E là c'è i 7 milioni di scappati, loro mandano alle famiglie dei soldi, no? Per quello i $6 non si mangia nemmeno, no? Con il saldo minimo o la pensione, però ci sono molti ragazzi che aiutano le famiglie qui nel Venezuela, mandano 200-300 euro al mese, aiutano molto, no? Ma quanto costa, persone. scusami, una spesa in Venezuela? All'incirca, ovviamente, Una spesa di 15 giorni, 20 giorni sono $100, $120. Ah, cioè quindi nel senso, ok, ciò che uno guadagna non è cioè non è proprio proporzionato, ma proprio minimamente al costo della vita. Perché se guadagno $6 al mese, anche se ne guadagno 10 al mese, cioè non riesco a comprarmi la spesa. No, non si riesce, no? Per quello la povertà cresce molto, no? Soprattutto quelli che non hanno proprietà, quelli che non hanno soldi da parte, non hanno messo dei soldi da parte, sono veramente in situazione che io sempre sto con gli italiani, no? Soprattutto gli italo-venezuelani con problemi, e non possiamo fare quasi nulla, no? Ci regalano le medicine dalla Sicilia, ci regalano le medicine dall'Abruzzo, più o meno si fa qualcosa con quello, però veramente è difficile, no? È difficile per gli italiani o gli italo-venezuelani che non guadagnano già o che non hanno già parte dei soldi.
o che sono ammalati veramente qui. I consolati hanno aiutato fino al 2021, adesso dicono che l'Italia non ha mandato più dei soldi per l'aiuto sanitaria. Allora adesso siamo veramente abbandonati, no? Abbandonati. Dobbiamo sempre riuscire tra di noi a chiedere aiuto agli amici e potersi aiutare per quelle persone che hanno più bisogno. Siamo stati in un'assemblea sabato scorso a Maracaibo con il console, però loro si lavano le mani, il console si lavano le mani dicendo che non hanno mandato i soldi dall'Italia, e noi stiamo lì, siamo consiglieri, però senza lavoro nemmeno, perché non possiamo fare nulla. E il principale avversario di Maduro, almeno un po' di tempo fa, lo si sentiva nominare spesso, che era Juan Guaidó. Ecco, ci sono altri avversari di Maduro o diciamo che l'opposizione è stata completamente azzerata? Guaidó ha dovuto scappare negli Stati Uniti, sta negli Stati Uniti, e adesso c'è una signora, Corina Machado, Maria Corina Machado, è in gamba, una veramente di destra, è brava. Però qui tutti dicono che Maduro con i voti non esce. È vero, perché in dittatura solo ci sono altre forme di uscire dal governo. Certo. Perché sono stati così cattivi che la gente, tarda il momento che loro lasciano il governo, non lo so che succederà con loro. Allora penso che hanno paura di lasciare il governo e faranno di tutto per non avere o non perdere le elezioni. Maria Corina ha un 60% più o meno di appoggio, no, per Venezuela, però tutto sono numeri, sempre ci sono persone che stanno bene nella inchiesta, come si dice quando si fa l'inchiesta, però non lo lasciano, non li lasciano, qualcosa fanno qui, e qui comandano i cubani anche, no? Qua la parte politica la portano i cubani e i militari sono tutti a favore del governo. Allora che può fare? Che può fare una persona che sta in opposizione? Ti faccio un'ultima domanda, perché purtroppo siamo già arrivati alla fine della puntata, il tempo scorre sempre velocemente. Visto che è la prima volta che capita per il momento di avere qui sui nostri spazi una persona che vive in uno stato sicuramente non democratico, autoritario, dittatoriale, secondo moltissime organizzazioni, secondo anche lo stesso ONU. Quindi ti faccio questa domanda, che sembra una domanda assolutamente stupida. Io l'ho sempre ritenuta stupida quando si parla di un popolo che è diverso dal nostro e vive in uno stato non democratico, però te la faccio lo stesso personalmente. Secondo te, perché le persone non c'è una forte ribellione al governo, visto le determinate condizioni? Certamente mi risponderai per paura, assolutamente, ma secondo te è solamente per paura o per altro? Non ho capito bene la domanda. La domanda è questa, la ripeto, sostanzialmente, secondo te, perché il popolo del Venezuela non si ribella al proprio dittatore? Ok, ho capito. Si è ribellato, no? Nel 2012 l'avete seguito, penso, no? Come hanno ammazzato i ragazzi, come hanno fatto tutto quello che hanno fatto per non perdere il governo, no?
si è veduto. Allora per quello molti sono scappati prima, perché erano perseguiti dal governo, e adesso loro hanno anche dei civili, no? Che quando tu fai una huelga, vuoi fare qualcosa contro il governo, loro vengono con le motociclette e sparano, no? Allora la gente ha paura, non ti puoi ribellare perché ha paura, no? Adesso si stanno ribellando la gente, i maestri, no? Da poco tempo. Perché? Perché guadagnano meno di quello che possono avere per mangiare. E allora sì, però loro non lo vedono come, il governo non lo vede come opposizione politica, lo vede come un gremio, e la prima lo lasciano fare 2 o 3 volte e poi mandano questi motociclisti a sparare, e allora nemmeno loro escono più. Purtroppo siamo arrivati alla fine del programma. Io ringrazio Felice Paludi del Comites di Maracaibo. Io ti ringrazio per essere stato qui sui nostri spazi, per aver raccontato e averci parlato della situazione in Venezuela, e per averci anche raccontato di una realtà che è sempre difficile e che comunque dovrebbe essere un pochino più sotto l'occhio di chi è un amante della storia, ma anche un amante di quello che succede intorno a noi nel mondo. Quindi io, Felice, ti ringrazio. Ringrazio anche a voi, no? Per la Lega, e voglio dire che non si scordano di noi, che facciano di tutto per un'assistenza sanitaria un'altra volta, no? Quello che avevamo fino al 2021. Le medicine sono cose che abbiamo bisogno. Si può fare perché lo stanno facendo tanto l'associazione abruzzese. Allora, non lo so, dovete aiutarci perché la situazione è molto difficile. Speriamo che queste parole arrivino a chi di dovere, ovviamente alle orecchie di chi di dovere. Ti ringrazio ancora, Felice, e noi ringraziamo invece voi, cari radioascoltatori, che, come dico sempre a fine puntata, ci sostenete, ma soprattutto ci ascoltate. Grazie mille per l'ascolto, ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie ancora, Felice. Avete ascoltato Filo Diretto